Presidente Zaia, la porto su un altro discorso. Prego. La sanità, allora, la posizione delle regioni in queste ore qual è? Perché il governo dice nessun taglio, perché anzi ci saranno 2 miliardi in più, però il piano sanitario per le regioni prevedeva un fondo che arrivasse a 115 miliardi, adesso saranno 111, cioè erano 109, adesso sono 111, sono 2 in più rispetto ai 109 o sono 4 in meno rispetto ai 115 promessi? Ma guardi, io lo chiede purtroppo il guastafeste, io penso che ogni volta che mi sentono parlare, cioè quotidianamente di sanità, si arrabbiano. Io rappresento la regione benchmark per virtuosità, cioè il governo ha detto il Veneto è la regione virtuosa, prendiamo esempio dal Veneto. Bene, il Veneto vi dice che tagliare 208 prestazioni ai cittadini non è un fatto regolare, non è civiltà e finiamola con queste bugie di dire che sono aumentati i fondi. I fondi non sono aumentati e se il governo veramente voglia di fare pulizia, e di pulizia ce n'è da fare, vada in quelle regioni dove il pasto in ospedale non costa 6,5 € come in Veneto, ma magari 60-80 euro. Quindi non Vada in taglierà quelle le regioni. prestazioni, lei Zaia non ha intenzione di ribellarsi tra virgolette a questo decreto? Ma noi siamo alzo zero, ricorriamo su tutto, guardi, cioè io ho già ricorso anche sul taglio delle 208 prestazioni. Sì. Le dico solo una cosa, che se si obbligassero tutte le regioni ad applicare i costi di fabbisogni standard, cioè di dire uniformatevi ai costi di acquisto dei servizi che sia uguale per tutti, avremmo un risparmio di miliardi di euro in Italia. Si parla di 30 miliardi di euro, vuol dire un terzo dell'interesse sul debito pubblico. Invece di far questo, il governo cosa dice? Tutte le regioni tagliano il 5%, tutte le regioni tagliano il 10%. Ma allora chi è formica, cioè chi lavora seriamente, oltre a quei tagli non ci riuscirà più ad andare perché non riesce neanche più a comprare i servizi. Le cicale tagliano un po' ma sprecano ancora.